E rieccoci qua, cari telespettatori, come vi avevo detto, spazio con lo SPI CGIL. Questa volta parliamo con Verona. Le attività che vengono svolte dal sindacato pensionati della CGIL nel territorio veronese sono molteplici, quindi molto interessante quindi la progettualità realizzata, le attività svolte, i servizi che vengono offerti. Per raccontarci di tutto questo, qui in studio ci ha raggiunto Lorisa Vaccari, grazie di essere qui con noi, della segreteria dello SPI CGIL di Verona, e quindi avrà l'arduo compito di raccontarci le tante attività, perché veramente è sorprendente quanti progetti avete aperti e quindi quanto riuscite a dare come risposta anche ai cittadini e pensionati che si vogliono iscrivere allo SPI CGIL. Bene. Sì, in poco tempo è un po' difficile, cerchiamo di fare una sintesi comprensibile. Allora, intanto buongiorno, grazie di questo invito. Nel presentare lo SPI CGIL di Verona, intanto ci tengo a dire che è un sindacato, una categoria della CGIL che lavora lavora in stretta relazione sia con il patronato INCA sia con il CAF per dare al meglio, no, i servizi ai pensionati e comunque a chi si rivolge a noi. Lo SPI di Verona conta 26.000 iscritti, quindi tante persone, è organizzato territorialmente in 15 leghe e praticamente abbiamo 60 punti recapito con sedi più o meno grandi a seconda della zona di cui parliamo. La forza dello SPI sta nei suoi volontari. Noi contiamo 113 volontari tra pensionati e pensionate che ogni giorno sono presenti nelle nostre sedi, non solo aprono le sedi, ma ricevono, accolgono tutte le persone che si rivolgono a noi, che hanno bisogno di aiuto, che hanno dei problemi da risolvere, che hanno dei dubbi, che devono chiarire la loro posizione e trovano appunto nei volontari dello SPI una risposta o quantomeno un'indicazione su come risolvere il problema e a chi rivolgersi. Cosa facciamo? Noi facciamo tante cose, ovviamente essendo il sindacato pensionati la cosa più importante diventa il controllo delle pensioni anche da un punto di vista fiscale, ma soprattutto la correttezza della pensione che viene erogata alle persone. Avete trovato tante cose non corrette, problemi in base a quelle persone che sono venute, che noi diciamo sempre chiamate, andate alle sedi dello SPI CGIL, basta il codice fiscale, la carta d'identità e viene fatto il controllo? E questo è un monito, ma voi in base alle presenze che sono arrivate cosa avete riscontrato? Abbiamo riscontrato che ci sono persone che non sono consapevoli dei diritti che possono avere e quindi anche dei miglioramenti possibili, ma abbiamo anche riscontrato che c'è un ritardo a volte nell'applicazione della normativa, soprattutto nel recupero per esempio di assegni, nel recupero di quote che fanno parte della pensione e che magari o per errori o per ritardi non vengono erogate al pensionato. Da qualche anno, dal 2016, noi sulla scorta dell'input nazionale abbiamo lanciato un progetto che si chiama I diritti inespressi, che è una parte importante del nostro lavoro, e attraverso questa verifica noi siamo riusciti a recuperare un sacco di soldi, 1 milione circa di euro in tutta la provincia in questi anni. Sono tanti 1 milione di euro. Sono tanti, i diritti inespressi riguardano... come ricordiamo, 1 milione di euro recuperati che sono andati tutti nelle tasche dei vari pensionati. Sono andati tutti nelle tasche dei pensionati che ne avevano diritto, ma non avevano mai chiesto di poter usufruire. Non avevano neanche mai pensato che potesse rispettare loro certe cifre. Per dire, gente che non aveva ancora chiesto la pensione e ne aveva diritto. Per cui abbiamo una signora che ha recuperato 35.000 euro, lordi ovviamente, perché non aveva chiesto la pensione pur avendone diritto. E qua c'è un recupero nei 5 anni passati, perché il recupero vale per 5 anni. Oppure chi non ha chiesto di poter recuperare i periodi di astensione obbligatoria della maternità o anche dell'astensione facoltativa in assenza di rapporto di lavoro. Quindi ci sono situazioni molto diversificate, poi ovviamente
ci sono recuperi che vanno dai 500 ai 7.000 euro in base, ripeto, a quello che riusciamo a recuperare. Ma sono sempre cifre di Però sono cifre importanti e sono cifre a volte che fanno la differenza su pensioni minime molto basse, che creano problemi appunto di arrivare al fine mese per le persone, e questi recuperi consentono di tirare un po' il fiato, insomma. Assolutamente. Allora, a questo proposito, sempre persone che hanno difficoltà, eccetera, voi svolgete un'attività molto interessante anche di amministrazione di sostegno. Sì, sì, è una cosa appunto molto interessante, perché noi sappiamo che nelle famiglie ci sono tanti problemi, purtroppo ci sono molte persone non più sufficienti, autosufficienti, e hanno bisogno che i figli o comunque una persona della famiglia si occupi di tutte quelle faccende legali, burocratiche, no? Gestione anche del patrimonio, ma anche della pensione stessa. Per questo c'è tutto un iter che arriva fino al giudice, che poi assegna questo titolo di amministratore di sostegno, ma tutte le pratiche che sono complicate, che sono costose, noi le forniamo gratuitamente a tutti i pensionati e pensionate, ma anche agli attivi che si rivolgono a noi e che hanno questi problemi. Molte volte le persone perdono un sacco di tempo, si incattiviscono perché la burocrazia ti fa fare 1000 giri, ti fa perdere un sacco di tempo. Ecco, è anche un modo per aiutare a affrontare il problema in maniera più serena. Quindi istruzioni per l'uso. Rivolgetevi al sindacato, allo SPI-CGIL, se avete la necessità di attivare l'amministratore di sostegno, noi siamo in grado di aiutarvi e lo facciamo gratuitamente, ovviamente per gli iscritti, poi per i non iscritti magari si valuta. L'amministratore di sostegno può essere un familiare? Sì, può essere un familiare. Ecco, quindi però questo anche per precisare, magari dice ma non voglio una persona estranea, eccetera, sì, può essere anche un familiare. Generalmente sono i familiari, sono i figli o parenti molto prossimi che si accollano appunto questo onere, diciamo, perché poi insomma è un onere anche. Non è cosa di poco conto. No. Invece se fosse una persona esterna è una persona... C'è la stessa procedura adesso. È persona sempre qualificata. Insomma, deve essere sempre una persona qualificata, poi c'è un giudice che valuta ovviamente, perché anche nel caso di più figli ci deve essere, come dire, un consenso unanime per affidare all'amministratore di sostegno il destino del pensionato o della pensionata, insomma, o dell'invalido quantomeno. Ecco. Tra le altre attività, una tutela collettiva. Ah, tutela collettiva. Qua si spazia veramente... Cosa vuol dire? Ecco, tutela collettiva vuol dire tutte quelle azioni che servono a tutte le persone. Faccio un esempio. Noi abbiamo appena approvato una piattaforma unitaria, vuol dire pensionati, CGIL e CISL-UIL, ma anche le confederazioni, per portare alle amministrazioni locali, sindaci del territorio, insomma, una serie di nostre richieste in maniera che le risorse delle amministrazioni locali tengano presente le esigenze delle persone che gravitano in quel territorio, pensionati ma non solo. A volte le amministrazioni pressate, con pochi soldi sempre, ma pressate da mille necessità, fanno scelte che magari non tengono conto di alcune situazioni anche problematiche del territorio. Poi con la crisi, la disoccupazione, sappiamo, no? Certo, assolutamente. Ecco, dalle bollette a una serie di altre necessità, molte famiglie, e ripeto, molti pensionati e pensionate stanno soffrendo molto, quindi si cerca di aiutare anche in questa direzione. Ovviamente come tutela collettiva noi cerchiamo, oltre al concreto diciamo, di azioni anche con le amministrazioni, anche di dare tutta una serie di informazioni che servano a tutelare le persone, che servano a vivere meglio e a invecchiare in maniera più serena. Per cui facciamo... L'invecchiamento attivo cosiddetto. Invecchiamento attivo cosiddetto. Noi facciamo, ripeto, ci sono grossi progetti nazionali che vanno avanti da anni, ma facciamo molte iniziative proprio per l'invecchiamento attivo e quindi occupandoci di stili di vita, occupandoci di alimentazione, occupandoci di sicurezza, quindi di tutela e di salvaguardia rispetto alle truffe, rispetto ai raggiri. Che sono un grossissimo problema. Sì, anche su internet, no? Perché molti... Come adesso gli anziani accedono a internet ed è anche un modo per combattere la solitudine. Sono spesso preda, no, di truffe
perché magari giocano online, quindi con tutto... E questo è l'altro problema? È un altro problema, sì, della ludopatia appunto, ma anche organizzano incontri, no? Ci sono siti di appuntamenti, di incontri, e non sempre sono cose positive o cose tranquille, ecco, a volte ci sono vere e proprie truffe. In questo noi ci serviamo anche della collaborazione, della consulenza della Polizia di Stato, che insieme a noi organizza questi incontri e dà tutta una serie di informazioni e di consigli per evitare appunto che si cada in questi tranelli e soprattutto che ci si senta impotente di fronte alla minaccia che rappresenta molte volte l'esterno per l'anziano, no? Per l'anziano fragile e debole. Quindi una serie di consigli per evitare l'isolamento, perché si mantenga una vita attiva, una vita sociale e appunto si arrivi a un invecchiamento attivo che conviene alla persona e conviene alla società intera poi, no? Perché l'anziano malato, l'anziano solo sono anche costi sociali da affrontare. Ecco. Assolutamente, quindi questo, ecco, anche chi avesse problemi come pensionato, anziano, che è incappato in queste truffe o ha sospetto di cadere in qualche truffa, innanzitutto grandissima attenzione perché il web veramente è un'insidia costante. Ci sono anche fake news, cioè notizie false, eccetera, sì. Però può rivolgersi anche in questo caso alle sedi dello SPCGL, in modo particolare Verona si è attivata in questo in collaborazione con la Polizia Postale, ma non soltanto, anche altre sedi regionali. La legalità è un punto forte per voi, sì, perché? Molto, molto. Allora, perché? Beh, perché è un problema purtroppo sottovalutato. Noi siamo reduci da un'iniziativa regionale che abbiamo fatto a Cerea, appunto in provincia di Verona, dove abbiamo riunito tutti i volontari pensionati e pensionate che hanno partecipato ai campi della legalità e abbiamo ascoltato con molto interesse una ricerca del professor Parbonetti dell'Università di Padova che ha analizzato il fenomeno mafioso, l'infiltrazione, diciamo, della criminalità nel Veneto. Allora a Verona dai dati sembra che sia una delle province ancora che si salva, diciamo. In realtà, sottolineava il professore, è perché il fenomeno è stato ampiamente sottovalutato. Come capita in tante parti. Come capita in tante parti. Per tanto tempo noi ci siamo sentiti esenti, esonerati, no, dall'infiltrazione mafiosa, ma non è così. Non è così, purtroppo fa parte di un tessuto largamente diffuso e che si sposa con un'altra mentalità molto diffusa che è quella dell'evasione. Quindi dove esiste, dove vive l'illegalità è più facile che ci sia la penetrazione appunto anche mafiosa o comunque dell'illegalità diffusa, che va non solo dall'evasione ma anche dal truccare gli appalti con tutto quello che significa, va anche dal, come dire, rispetto alle gare anche spostare un po' i parametri, no? E quindi penalizzare le imprese oneste che vedono costi impossibili per loro, vedono situazioni di mercato impossibili e quindi è una cosa che si perpetua. Allora cosa facciamo noi? Noi cerchiamo intanto un rapporto molto stretto con i giovani. Il rapporto intergenerazionale è una medaglietta dello SPI, devo dire, a tutti i livelli, regionale, nazionale e provinciale. E quindi a Verona c'è un campo della legalità, il campo di Erbè, dove ogni estate una trentina di volontari pensionati si alternano e incontrano questi ragazzi per dar loro la possibilità di approfondire gli aspetti appunto legati alla legalità e alla mafia più in generale. Quindi è un vero e proprio confronto intergenerazionale. È un confronto intergenerazionale che mette a contatto le persone anziane con i più giovani, certo, e modi anche di ragionare, di recepire certe realtà diversi, no? Certo, è uno scambio che arricchisce molto i pensionati e le pensionate, tanto è vero che i volontari tornano, non è che ci vanno una volta e ogni volta raccontano di esperienze molto qualificanti anche per loro, perché appunto nel confronto si cerca non di insegnare ovviamente, ma di comunicare un'esperienza, ma al tempo stesso si recepisce e si è contaminati da una mentalità diversa, da modi di valutare, da modi di vivere
diverso che è appunto quello dei giovani, ed è un arricchimento, diciamo, comune per entrambe le generazioni. Ancora una cosa di cui siamo molto orgogliosi: noi abbiamo lavorato molto con le scuole superiori, discutendo appunto con le scuole progetti didattici e percorsi sulla legalità, e poi creando iniziative, anche portando testimoni diretti. Penso per esempio ad Angelo Corbo, che è un superstite della scorta del magistrato, del giudice Borsellino, che è venuto più di una volta a Verona incontrando centinaia e centinaia di ragazzi interessatissimi, che hanno fatto un sacco di domande e hanno al tempo stesso manifestato la sorpresa di una realtà che non viene conosciuta. Certo, e quindi non si ha la dimensione poi della gravità della cosa. Noi abbiamo un gruppo teatrale che si chiama I Fuoritempo, fatto da pensionati e pensionate, che si inventano reading teatrale e nelle scuole, diciamo, sollecitano l'interesse e l'argomento, anche offrendo questo tipo di cosa, insomma, che è molto... Siamo arrivati al termine, pochi secondi, Sì. però voi vi battete anche per le donne? Moltissimo per le donne. Facciamo una serie di iniziative. Anche in carcere, tra l'altro. Anche in carcere, anche qua c'è un progetto molto, molto interessante che va avanti da 3 anni, si chiama Ritessere, e si rivolge proprio alle donne detenute del carcere di Montorio, che è un carcere circondariale, quindi insomma non lunghe permanenze, però oltre a un discorso sull'abilità manuale, perché molte hanno anche delle grosse difficoltà di tipo manuale, però quello che si cerca di fare è privilegiare la relazione, il confronto, lo scambio, quindi creare per quanto possibile in un carcere un ambiente sereno, un ambiente appunto di fiducia e di scambio reciproco. E poi contro la violenza alle donne voi vi battete? Noi ci battiamo, pensionati, sì, come pensionati organizziamo ovviamente eventi, iniziative in occasione sia del 25 novembre sia dell'8 marzo. Ecco, ricordo la grande manifestazione del 30 marzo scorso, dove noi abbiamo compartecipato ovviamente con gli altri sindacati, con tutte le associazioni femminili, e ne è nata quella grande manifestazione che ha dato di Verona un'immagine un po' diversa da quella che purtroppo vediamo molto spesso sui giornali e anche sulle televisioni. Allora Lorisa Vaccari, grazie mille per averci esposto a tutte le attività che avete svolto. Buon lavoro, perché ne avete anche da fare. A voi come sempre chiamate le sedi dello SPCGL dei territori provinciali, nei vari comuni, ce ne sono tantissime, anche e non solo Verona, chiedete informazioni e fatevi controllare soprattutto la pensione, perché ci sono dei soldi, dei diritti inespressi che corrispondono a soldi che male a tanti pensionati non fanno, altrimenti restano nelle casse dell'INPS, giusto? Quindi meglio che vengano utilizzati da chi ne ha bisogno. Perché se non si chiedono non ve li danno, anche se non si chiedono, esatto. Se non si chiedono non ci sono, non vengono dati, anche se è un diritto. Detto questo, io vi lascio alla pubblicità, ringraziamo la nostra ospite, poi torniamo in studio e continuiamo la nostra trasmissione. Bene.